Benvenuti a tutti a Noventa Padovana. Quella di oggi è una giornata di ascolto profondo. Ad aprire questo spazio ci accompagnerà Luca Donnini con le sue note a 432 Hz. Una musica che non intrattiene, ma prepara. Una vibrazione che scioglie, che allinea, che ci riporta lentamente al respiro del cuore. Con questa frequenza di armonia accogliamo Marica Moretto, un'anima che porta la parola come veicolo di luce. Marica non parla la mente, parla il cuore. Le sue vibrazioni ricordano ciò che siamo davvero e aprono varchi di consapevolezza che ognuno riconosce a modo suo, nel proprio tempo. Oggi ci permettiamo di entrare insieme in questo spazio di verità semplice, dove ogni parola è seme, ogni silenzio è guida e l'essenza può affiorare. Grazie per essere qui. Grazie per la vostra presenza. Lasciamo che l'incontro inizi nella frequenza del cuore.
Vieni che ti abbraccio. Grazie, grazie. Ciao. Mi accecano questi fari, ma cerco di guardarvi bene tutti. Come state? Bene. Ben trovati. So che tanti di voi vengono anche da lontano. Avete fatto parecchia strada per essere qua oggi. Allora, in realtà anch'io ho fatto tanta strada, non fisica, ma in astrale in questi giorni per venire qua oggi. E adesso vi spiegherò cosa ho combinato in questi giorni
cosa mi hanno fatto combinare in questi giorni. Intanto mi sentite bene? Ok, perfetto. Allora, io direi intanto di fare una pulizia energetica. Ciao. Perché c'è tanta roba di ognuno che con questa non si può chiamare musica, ma la chiamiamo musica perché è molto di più. Ha fatto uscire un po' di cosette, un po' di ferite, un po' di emozioni e bisogna pulire un pochettino prima di iniziare l'incontro. Quindi per chi vuole può chiudere gli occhi un pochino, rilassarsi, chi non vuole può tenerli aperti, non c'è nessun problema. Adesso chiederò un aiutino, chiederò aiuto alla dimensione angelica che oggi è molto presente. Esatto. All'Arcangelo Michele e a tutti gli angeli del suo raggio. Chiederò aiuto all'Arcangelo Raffaele e a tutti gli angeli del suo raggio. All'Arcangelo Gabriele e a tutti gli angeli del suo raggio. All'Arcangelo Uriele e a tutti gli angeli del suo raggio. Tutte le guide, mie e vostre, tutte le guide. Tutti gli esseri di luce che ora possono aiutare in questo incontro. Chiediamo che venga ripulito, che venga ripulito, che venga ripulito. E buttiamo fuori, che venga ripulito. Un bel respiro e buttiamo fuori, buttiamo via, buttiamo via, buttiamo via. Tutto quello che non serve oggi lo buttiamo via. Allora, giusto per informarvi di cosa sta succedendo, se tossite va benissimo, se piangete, se starnutite, sono tutti scarichi. Allora, adesso stiamo pulendo i corpi sottili, nostri e anche del luogo. È importante anche il luogo? È importantissimo. Chi lo desidera può lentamente aprire gli occhi e tornare ad essere più presente, piano piano, non c'è fretta, piano piano. E torniamo qui, e torniamo qui, e torniamo qui. Meglio, meglio. Poi questa pulizia, vi avviso, continuerà durante tutto l'incontro. Diciamo che adesso abbiamo tolto un po' i cocci, quelli più pesanti. Esatto. Io è tutta stamattina che sorrido e dico, bene, ma perché sorrido oggi? Perché mi hanno mandato una visione, mi viene da piangere. Mi sono commossa tantissimo, mi viene da piangere anche adesso, scusate, perché è una cosa immensa. Quella visione che mi hanno mandato è simbolica per me, ma per tutti in realtà, perché siamo tutti connessi. Tutti stiamo attraversando una fase importante, evolutiva, importantissima. Voglio raccontarvi un piccolo ricordo mio personale e poi continuerò l'argomento in un altro modo per farvi
entrare di più, esatto, in questa energia che mi faceva tanto sorridere stamattina. Allora, quando si parla di di vite precedenti, è importante ricordarsi che serve ricordarle ogni tanto e non fissarsi, perché giustamente l'attenzione deve essere qua, su questa vita, in questa vita. Però le vite precedenti sono tutte presenti qui, adesso, perché noi siamo il risultato di tutto quello che siamo stati. Quindi certo qualche ricordo, ogni tanto qualche intuizione che arriva, qualche sogno, qualche immagine che arriva, qualche sensazione, aiuta tante volte a capire meglio questo viaggio terreno che stiamo facendo adesso. Allora vi parlerò adesso di una vita in particolare in cui in realtà molti di voi c'erano. Non pensate che sia un caso che oggi siamo qui, che voi e io oggi siamo qui e sto parlando di questa cosa. No, non è un caso. Io parlo di un'epoca lontanissima, però anche tanto vicina. L'epoca la possiamo chiamare lemuriana. Di Lemuria ho parlato qualche volta e oggi vi do una piccola informazione in più. A Lemuria semplicemente eravamo un popolo di bambini, ma non bambini nel senso anagrafico, bambini di purezza, anime talmente pure che non sapevano nulla di tutto quella che è l'oscurità, che possiamo chiamare così, che abita questo pianeta. Noi vivevamo in un continente che non era proprio fisico e energetico, che si incastrava con il piano terreno, ma non era proprio terreno, perché viaggiavamo a una frequenza più alta. Però eravamo qui, su questo pianeta, perché l'intento era quello di aiutare questo pianeta piccolino a fare dei passi. Per cui in quel periodo l'essere umano era in difficoltà. E noi ci siamo detti, aiutiamo, veniamo qui e facciamo comprendere cos'è la luce. Ma non perché l'essere umano non sapesse cos'è la luce, è che non se lo ricordava. Perché va detto che niente è nuovo. Tutte le cose che vi dirò oggi non sono nuove. Voi le sapete già, solo che le avete dimenticate. È tutto lì. E quindi a Lemuria cosa succedeva? Succedeva che si viveva connessi l'uno con l'altro e con gli animali. Una cosa importante di Lemuria era la collaborazione che avevamo con certi animali soprattutto. E adesso parlo dei delfini. Ecco perché sorridevo tanto stamattina. Perché quello che è accaduto in quella particolare vita, che ora sto cercando di riequilibrare e ci sto anche un po' riuscendo, pianino pianino, è stata una vita particolare per molte persone, perché in quel periodo sono successe tante cose che poi hanno condizionato tutte le incarnazioni successive. Ecco perché oggi siamo qua a parlare di questa cosa. Non è una favoletta così, no, è una radice, una memoria che ha delle radici così profonde che però è ancora presente perché ci condiziona tantissimo ancora oggi. Condiziona
tanti aspetti di noi e di conseguenza di questa vita, di questa realtà. Per farvela breve, in quella vita il bambino lemuriano, le anime lemuriane hanno conosciuto l'oscurità, che prima non sapevano cosa fosse. E cos'è l'oscurità alla fine? È semplicemente non conoscenza. Io direi che è anche non ricordarsi, perché tutti noi in realtà abbiamo quella particella di luce, c'è chi la chiama anima, che nel potenziale abbiamo tutti. Poi c'è chi la fa crescere perché coltiva quella parte spirituale e chi no. È una scelta. Non esistono persone senza anima, esistono persone che non scelgono di evolvere in quel senso. Però quella particella ce l'abbiamo tutti. E cosa succede? Succede che a Lemuria sono successe delle cose importanti che hanno fatto cadere le frequenze di Lemuria. E perché sono cadute? Perché siamo caduti noi. Certo. E cos'è successo per farci cadere? Diciamo che ci siamo mescolati con delle situazioni terrene, con la nostra ingenuità, cercando di far bene, ma abbiamo fatto dei pasticci, perché ci siamo ritrovati a collaborare con un essere umano che non era pronto per evolvere, assolutamente non era pronto, cercava il dominio sulle altre persone. Questa è la malattia di questo pianeta, voler dominare gli altri. È bruttissimo. L'essere umano, essendo non consapevole della propria luce, cosa fa? La cerca negli altri. E per cercarla negli altri si convince che dominandoli allora acquisisce potere, ma quel potere non è luce. Il potere è manipolare, il potere è forzare, dominare qualcun altro, controllare qualcun altro. La luce è massima libertà e rispetto per gli altri e per se stessi. Quindi cos'è accaduto a Lemuria? Quando vi parlavo di Atlantide e Lemuria c'è stato un bel casino. Perché? Perché ad Atlantide, in quel periodo, appunto, le persone erano confuse dal potere, offuscate dal potere. Se l'intento principale era quello di aiutare questo pianeta, poi siamo andati a finire, no, io voglio controllarlo sto pianeta. Voglio modificare il DNA dell'essere umano per un mio vantaggio. È lì l'errore. Un conto è dire aiutiamo l'essere umano ad evolvere, a far crescere il proprio DNA. Noi abbiamo dei talenti che l'essere umano non ha, lo aiutiamo a crescere, a modificarsi verso la luce. Quando quelle modifiche vengono fatte però contro la volontà dell'essere umano, quando l'essere umano viene utilizzato come cavia contro la sua volontà, con la forza, con la violenza, con la dominazione, quello non è aiutare, quello non è aiuto, quello è fare la cosa più egoistica che l'essere umano può fare, imporre la propria volontà su qualcun altro. E qui su questo pianeta è diventato un'abitudine. Quindi quei lemuriani che si sono trovati in mezzo, che volevano proteggere invece
l'essere umano. Noi abbiamo fatto di tutto per proteggerlo, ma l'abbiamo pagata. L'abbiamo pagata cara. Tornando all'immagine di stamattina, giusto per dare un po' di sollievo a questa cosa, perché ce n'è tanto di sollievo adesso. I delfini con cui io, ma anche altre anime lavoravamo, perché lavoravamo assieme, i delfini ci aiutavano a connetterci. I delfini canalizzavano ovviamente dalla fonte in automatico, perché sono super connessi. Non erano i delfini di oggi, però simili. E quindi loro, essendo già in forte connessione con la fonte, aiutavano noi lemuriani a rimanere in quella frequenza stando qui. Perché il bello è farlo stando qui. Non è semplice. Anche se Lemuria viaggiava in una dimensione più elevata rispetto alla Terra, però comunque era qui. Non è semplice mantenere una certa connessione. Quindi ci facevamo aiutare dagli animali che invece non hanno nessun problema perché loro sono puri, più puri di noi, più innocenti. Quindi io avevo questa meravigliosa collaborazione con loro e mi aiutavano a rimanere in quella frequenza e a canalizzare. In quel modo io potevo fare il mio compito, svolgere il mio compito. Ma in quella vita è successo che il mio compito non andava bene a quelle persone che volevano il dominio, il potere, perché io dicevo alle persone: no, tu ce l'hai già il potere, ce l'hai qua, è tutto qua. Tu sei già potente, sei già connesso, tu sei luce. Non farti controllare, non farti dominare. Rimani libero. Queste cose che dicevo erano pericolosissime. Non andavano bene. E quindi cos'è successo? Che un giorno sono venuti a prendermi e mi hanno portata via. Perché mi sono ribellata. Ho detto no, io queste cose le devo dire. Perché è la verità. Non posso starmene zitta. E cos'è successo? I delfini in quel momento sono venuti a proteggermi. Quando hanno sentito il pericolo, per me, sono venuti a proteggermi tutti quanti. Immaginate una schiera enorme di delfini che arrivano per protezione. Cos'è successo? Che le forze che non volevano che io usassi i miei talenti hanno cacciato i delfini, hanno fatto una brutta fine e anch'io. Questa è la parte triste. Ora vi dico la parte bella però, perché altrimenti se rimaniamo lì, che senso ha? Stavo a casa stamattina. Quindi, allora, oggi ho visto tutti quei delfini, tutti, ritornare indietro. Quella stessa scena all'incontrario. Non sono scappati, sono tornati tutti indietro. A fare cosa? Ad affrontare il buio, il potere, perché non c'era più nessuna paura. E cos'è successo? Ci siamo fatti forza. C'è stata una luce immensa, perché tutti volevamo la stessa cosa. Qua, stare qua. E in quella stessa scena ho visto la cosa inversa.
che il buio è retrocesso. Ha appoggiato le armi per terra. Chi era venuto a prenderci ha appoggiato le armi e se n'è andato. Cos'è successo? Si è modificato il passato. Questo è il messaggio che voglio portare oggi. Noi in questa vita stiamo modificando il nostro passato. Tutte quelle situazioni di dolore che hanno causato traumi alla nostra anima, li possiamo modificare. Quindi quel ricordo, quella memoria di quel dolore, lo smontiamo, mandiamo luce, lo ricostruiamo completamente nuovo. Non esiste più quello di prima. Stiamo riprogrammando il nostro passato. E cosa succede? Che di conseguenza cambia il presente. Questa è la parte bella. Ecco perché sorridevo tanto stamattina, perché quel ricordo non c'è più. C'è più perché non esiste più. Quella memoria nel DNA, nei corpi sottili, non c'è più. Nei miei e neanche nei delfini non c'è più. In questa incarnazione che è preziosa, è importante perché? Perché abbiamo gli strumenti per fare qualsiasi cosa adesso. E voi dite cosa? Cosa possiamo fare? Beh, intanto potete rendervi conto di quanto potere avete, di quanto potenziale inespresso avete. Non ci sono limiti, non ci sono mai stati limiti. Noi possiamo fare qualsiasi cosa. È che ci hanno convinti che non è così. È una convinzione così radicata che è diventata una memoria. E diventando una memoria è come un sasso gigante che ci trasciniamo dietro. Ma l'abbiamo creato noi. Non c'è. Non c'è. La cosa importante nel percorso spirituale, nel lavoro interiore che in tantissimi anni stiamo facendo, ci siamo smazzati tanto negli ultimi anni, no? Dopo il Covid, poi figuriamoci, il Covid è stato proprio l'apice, è uscito tutto, è come se avessero preso i coperchi di questo pianeta, facciamo via tutto quello che c'è sotto di brutto, di negativo, di pesante, il buio, facciamolo uscire tutto perché dobbiamo guardarlo. Non che prima non sapevamo che ci fosse, lo sapevamo, però era nascosto, era subdolo, non era chiaro, non era diretto. Con il Covid finalmente è uscito, buongiorno. Una vecchia conoscenza, perché da tante vite abbiamo a che fare con questo buio, da quante vite, hai voglia. Ormai ha anche rotto i maroni sto buio, voglio dire, cioè, anche basta. Quante vite abbiamo sopportato, abbiamo limitato noi stessi più che altro, la nostra luce per stare qua. Questo pianeta a me non piace tanto, sono sincera. Non posso dire sì, mi piace, no, non mi è mai piaciuto, ma mi potrebbe piacere da adesso in poi. È questo il punto. Perché per come me lo ricordo io era tutta un'altra cosa, però potrebbe essere molto meglio, perché noi a quell'epoca abbiamo solo iniziato, ma ci hanno bloccati subito.
È come quando inizi un gioco, no? Hai appena aperto la scatola del gioco, facciamo un esempio, metti le pedine, metti tutto quanto, prepari il tavolo, no? Fai un gioco di società e ti buttano via tutto. Non hai nemmeno iniziato. È la stessa cosa. Quando siamo venuti qui, e parlo a tutte quelle anime che non sono nate qua, giustamente, quindi tutti voi, questo è ovvio, perché non siamo nati qui su questo pianeta, siamo arrivati, è tutta un'altra cosa. Eh sì, perché? Perché noi ci ricordiamo una qualità di vita che qui ancora non c'è. Noi abbiamo dei ricordi cellulari che ci dicono ma la vita non dovrebbe essere così, potrebbe essere molto diversa, più bella, più luminosa, più gioiosa, più leggera. E perché? Perché ci ricordiamo di cose che abbiamo fatto in altre realtà, che siamo stati felici, gioiosi, luminosi in altre realtà. Poi siamo venuti qui con tutte le più buone intenzioni del mondo e mannaggia, niente da fare. Ci hanno caricato, furgoncino, posto. Ci hanno portati via. Non abbiamo neanche iniziato. Ma adesso diventa una cosa più fattibile. Ecco perché ho intitolato questo, non mi piace dire titolo, però vabbè, è per, per far capire l'argomento che tratto, il nuovo ciclo terreno che comincia adesso. Perché quello che c'è stato prima, lasciamo stare. In realtà è come se fossimo appena arrivati adesso. È così. È così. È come se fossimo stati sotto il coperchio di una pentola per tante incarnazioni, completamente in oblio, persi nel buio, senza nemmeno ricordarci di cosa siamo stati e di quello che abbiamo fatto prima, completamente in uno stato di oblio, sotto il coperchio per tante vite. Ma adesso il coperchio non c'è più. È stato tolto il coperchio. Esatto. E cosa succede? Che noi siamo ancora un po' intontiti perché dopo tante vite sotto il coperchio siamo un po' assonnati, un po' non siamo bene lucidi e consapevoli che il coperchio non c'è più. Perché quando tu sei abituato, no, a vedere sempre questo coperchio, poi ti abitui, non lo guardi neanche più, dici ok, c'è. No, dobbiamo renderci conto che non c'è più, guardiamo che non c'è più. Quindi un po', posso dirlo un po' rincoglioniti, che usciamo dal letargo di tantissime vite, un po' assonnati, che ci stiracchiamo, come gli animali quando escono dal letargo, che ci stiracchiamo, e guardiamo la vita, diciamo, cavolo, però, ok, sto guardando, sto vedendo, da quant'è che non guardo così? Da quant'è che non sono così sveglio, così consapevole e così lucido? Da tantissimo tempo. Ecco perché è difficile rendersi conto adesso. Piano piano ci vuole tempo. La nostra anima, la nostra parte spirituale è stata addormentata per tantissime vite. Ovvio che adesso che comincia ad attivarsi ci vuole un pochino. Ma la cosa bella è che in questa incarnazione adesso tutto accelera, Perché per chi vuole ci sarà un'accelerazione pazzesca, c'è già, ma sarà sempre di più. Perché se cominci a renderti conto che non sei più sotto al coperchio, da lì è un attimo. È un attimo. E cosa succede? Questo è il bello. Che ci riappropriamo di tutto quel bagaglio luminoso e bellissimo che avevamo appena arrivati qui, che l'abbiamo un po' trattato male,
contaminato, buttato anche via a volte, rinnegato anche. In quante incarnazioni abbiamo rinnegato noi stessi e la nostra luce? Perché non ci credevamo più? Perché quando soffri tanto ti abitui al dolore e non speri neanche più che ci sia una fine a quel dolore e non sai neanche come fare per uscire. Quindi ti adatti, ti rassegni. Rassegnarsi è bruttissimo, perché sembra che non ci sia speranza, che non ci sia via d'uscita, ma c'è sempre. C'è sempre. Solo che non la vedevamo. È questo il punto. Ma adesso cos'è successo? Quando mi chiedono, ma perché adesso si parla di tutte queste cose, delle dimensioni, del risveglio spirituale? Perché? Perché? Cos'è successo in realtà? Visto che tante anime di luce sono state addormentate per tante vite, ma non è che non eravamo più connesse con la fonte, eravamo ancora connesse, solo che non lo sapevamo. E cosa è successo? Che la nostra voglia comunque di uscire da quel buio è cresciuta nelle varie incarnazioni. A un certo punto è diventata qualcosa di potente. Abbiamo detto basta. Perché dobbiamo vivere così? Se sappiamo che la vita è tutt'altro. Abbiamo le prove, l'abbiamo già vissuta, in altre realtà non è una cosa astratta. Allora perché qui non si può? Perché devo adattarmi a un tipo di vita che mi fa male? Questa potenza, questa forza che è cresciuta nelle varie incarnazioni, a un certo punto ha richiamato aiuti esterni. E che sono questi aiuti esterni? Si può parlare di altre dimensioni, di altri pianeti, ma è la stessa cosa. Quando mi chiedono che differenza c'è tra gli alieni, gli angeli, in realtà nessuna. In realtà sono solo frequenze diverse, dimensioni diverse. Tutto lì. La dimensione angelica è più vicina alla fonte, è molto più vicina. E non c'è fisicità, assolutamente. Ci sono solo particelle, che non si possono chiamare particelle, sono colori che brillano, che si muovono. È un'esplosione di energia creativa, la dimensione angelica. Non ha niente di fisico, anche se gli angeli vengono raffigurati in un certo modo con le ali, perché è giusto anche raffigurarli in un certo modo. Qua questa realtà funziona così. Ma quelle ali, che significato hanno alla fine? Sembra che gli angeli siano dei semidei, degli dei che possono permettersi di volare, cosa che l'essere umano fisicamente non può fare. Intanto è una bugia che non può farlo fisicamente, potrebbe come. Ma non abbiamo bisogno di ali. Questo è il punto. Non ci servono le ali fisiche. In altre dimensioni, in altri regni, in altre realtà, anche se abbiamo avuto un corpo fisico, non così però, diverso, molto diverso, ci spostavamo tranquillamente. Non lo chiamerei volare. Volare, questo è volare, ma spostarsi fisicamente da vari piani, anche in 2 secondi, velocissimamente, non è volare, è spostarsi. E non servono ali, non servono aerei, non servono mongolfiere, non serve nulla, eh? Basta volerlo fare.
Chi da bambino non pensava di riuscire a spostare gli oggetti col pensiero? Ma io lo so spostare, perché adesso non riesco? Ma perché bisogna parlare con le altre persone? Io so che posso capirle, loro mi capiscono lo stesso. Qua no, qua no, non funziona così. In altri luoghi sì. Noi da bambini avevamo tutto. Lo zainetto bello completo, ci ricordavamo tantissimo, in questa vita intendo, perché in questa incarnazione abbiamo deciso di rovesciare la situazione. Dopo tante vite nel buio, questa ha detto basta, rovesciamo, riprendiamoci il nostro zainetto, i nostri poteri, le nostre potenzialità, la nostra conoscenza di noi stessi. Non è magia, non è fantascienza, è solo conoscenza di quello che siamo davvero nella praticità, Non c'è niente di strano. La telepatia è la cosa più normale del mondo. E quanta fatica si fa a parlare? È una fatica pazzesca. Io a volte non ho voglia di parlare. Invece è facilissimo quando mandi il pacchetto delle informazioni, che può essere anche 3000 pagine di informazioni che arrivano in 2 secondi, tac, hai già letto tutto in 2 secondi e viceversa ti arriva. Quanto è bello così, quanto è facile. Quando canalizzi, infatti canalizzi così. Non pensate che io quando canalizzo sento le voci, oddio, no. Quella è la vecchia energia che aveva una visione dei canali, diciamo, dei sensitivi, chiamiamoli così, un po' distorta. Che il sensitivo sente le voci, scrive quello che gli arriva. Sì, sono intuizioni, molto spesso sono intuizioni e va benissimo scriversele, certo, ma in realtà non sono voci, è telepatia, diciamolo. Non è una parolaccia, perché nessuno parla di telepatia? Mannaggia, perché? Non si può? È una cosa troppo strana? No, è solo che non ci ricordiamo più come si fa, è tutto lì. Tutti noi abbiamo la capacità di utilizzarla, è nel nostro zainetto. E sono convinta che intanto quello che vi sto dicendo oggi, sappiate che nei prossimi giorni, settimane, poi lavora, non sto dicendo cose così a caso. Quindi per chi di voi accoglie, perché è sempre una scelta ovviamente, per chi decide di accogliere questa cosa e dire sento che potrebbe essere vero sta cosa, no? Mi ricordo che effettivamente può essere così. Ecco, state sicuri che piano piano si attiva questa telepatia, che è semplicemente uno strumento, normalissimo. Può succedere tra anime magari più affini, che tante volte non serve parlare, no? Quando si fanno gli stessi pensieri, le stesse intuizioni, la telepatia è molto di più, però è già un riattivarla, piano piano. È solo uno dei tanti talenti che abbiamo. La guarigione, parliamo di guarigione. Fisica, certo. Quando si parla di malattie, che a me la parola malattia mi fa rabbrividire perché sembra un timbro che ti hanno messo rassegnati, quello è, tu devi essere malato. Cazzo, no, io non voglio essere malato. Perché devo essere malato? Io non so cos'è la malattia. Cos'è la malattia? È un'invenzione qua, di questo pianeta, la malattia. Guardate che la malattia non esiste. L'hanno inventata qua.
Lo so che tanti oggi non vogliono che dica sta cosa, ma io la dico. La malattia è una grandissima cazzata. Perché? Perché ci hanno convinto che noi stiamo male. Ci tocca, prima o poi dobbiamo stare male. Una giornata stiamo meglio, il giorno dopo però stiamo per forza male, non possiamo stare bene. Qualche malattia deve per forza arrivare. È una gioia, è proprio una gioia. Non è così. Certo che questo corpo fisico, rispetto a altre dimensioni, certo è molto diverso, ha un percorso diverso, è vero, basta guardare la pelle, no? Che invecchia, cambia la struttura. Certo, è molto diverso perché viviamo un arco di tempo ristretto e durante questo arco il corpo, diciamo, invecchia. Anche l'invecchiamento è un'altra cosa che non dovrebbe esistere perché non esiste. E quindi come si fa? Queste due parole, malattia e invecchiamento, e ci metto dentro anche la morte oggi perché facciamo tris, sono cose che in realtà non esistono. Però su questo pianeta ce la fanno sperimentare per tanti motivi. Primo, perché certamente siamo qui per conoscere le varie sfaccettature della terza dimensione, anche se a volte faremo volentieri a meno. Ma siamo qui per capire cosa significa essere in una terza dimensione. Quindi distaccati dalla fonte. Perché si chiama terza dimensione? Qualcuno ha deciso che si chiama così, non ha importanza, potete chiamarla come volete, ma cosa significa? Che qui manca la connessione con la fonte. Questo è. Mancando la connessione non c'è consapevolezza, non c'è conoscenza. Non essendoci conoscenza, noi creiamo una realtà diversa. Se poi ci mettiamo che su questo pianeta ci sono delle energie simpatiche, alcune aliene, alcune terrene, sono delle famiglie che hanno governato per tanto tempo questo pianeta, ad oggi no, ad oggi ormai pensano, ma ormai non hanno più nessun potere, però queste persone che tirano i fili di questo teatrino, queste persone ci hanno condizionato, ci hanno installato dei programmi. Cosa sono questi programmi? Sono una cosa molto antica, non è una cosa moderna in realtà, è molto antica. Ai tempi di Atlantide più o meno, quando i primi scienziati, già la parola scienziati che non è in senso positivo, lì è in senso negativo, hanno deciso di usare le capacità per la loro convenienza. Quindi non a servizio, ma per i propri interessi, sono due cose completamente diverse. Se tu metti a servizio hai una frequenza, se tu fai i tuoi interessi sono due cose opposte. Questi scienziati, che io chiamo maghi neri per simpatia, cosa hanno combinato? Che in quel periodo hanno fatto degli esperimenti. Su chi? Sull'essere umano. Anche su alcuni di noi. Eravamo qua, tutti belli ingenui, con le margaritine, così. Ma sì, fammi quello che vuoi, tanto io mi fido di te, che problema c'è? Quello è il problema. Che noi, non avendo consapevolezza di cosa significa manipolare, essere manipolati, siamo cascati dentro. E questi esperimenti che hanno fatto, praticamente hanno creato tante cavie, persone che sono diventate cavie, popolazioni, continenti che sono diventate cavie, tutto il pianeta in realtà.
E cos'è successo? Questi esperimenti praticamente hanno portato a capire che l'essere umano è così non consapevole di se stesso che gli puoi mettere qualsiasi programma e lui fa come un burattino, come un soldatino. Ma perché? Perché non è consapevole. Perché se si ricordasse della propria scintilla, non ci sarebbe programma che tenga. È che l'essere umano in quel periodo non sapeva, non poteva neanche reagire, neanche difendersi, non era in grado. E neanche noi. Noi nemmeno sappiamo cosa significa difenderci. La violenza noi neanche sappiamo cos'è. L'abbiamo conosciuta qua, su questo pianeta, e abbiamo imparato nelle varie incarnazioni a proteggerci. Per forza, sopravvivenza. Ma prima non sapevamo cos'era proteggersi. Quindi, venendo a capo di questo argomento, diciamo che l'essere umano, già in antichità, ma parlo di tantissimo tempo fa, aveva dei programmi installati nel proprio DNA. Questi programmi condizionano l'essere umano in modo tale che lui è convinto di certe cose e convincendosi di certe cose le crea. Questi programmi hanno condizionato ovviamente la durata della vita qui, che si è accorciata tantissimo. Veramente è un lampo la vita terrena qui, che non dovrebbe essere così in realtà. Anche se è un viaggio, ma dovrebbe essere un po' più lunghino. L'hanno accorciato, l'hanno reso anche faticoso, ci hanno messo dentro la sofferenza fisica, che viene chiamata malattia, e su questa confezione ci hanno lavorato tanto fino ai giorni nostri. Ci hanno messo un bel fiocco. Questo è il pacchetto che ha l'essere umano. Una vita breve, sta male, poi dicono che muore, che non si sa dove va. Una gioia, una figata proprio, bellissimo stare qua così, Chi è che non vorrebbe stare qua così? Figurati. Allora, diciamo le cose come stanno. Allora, la morte non esiste. Già chiamarla morte mi fa venire il prurito. Non c'è la morte, non c'è, non muore nessuno. Questa cosa bisogna ricordarla anche ai funerali, soprattutto nei funerali. Quanto odio i funerali, non li sopporto. Già il fatto che una persona magari che ami non è più lì con te, perché cambia forma, semplicemente quello, cambia forma, quindi è ovvio che noi sentiamo la mancanza fisica, certo, e soffriamo, certo, perché non siamo Gesù che non abbiamo nessun attaccamento, anche se anche lui ha avuto i suoi problemi, comunque non pensate. Però l'attaccamento affettivo è anche normale. Non siamo totalmente distaccati, amiamo. E quindi certo che una persona a cui siamo affezionati cambia forma, certo sentiamo la mancanza, è umano. Siamo qui, siamo esseri umani, ci siamo incarnati in una dimensione umana, proviamo le emozioni dell'essere umano e questa è un'emozione umana. Quindi nel funerale che già ovviamente ti manca quella persona, soffri, c'è il prete che dice delle cose di una gioia, quindi a prenderlo vabbè, lasciamo stare, tutti col muso lungo a portare sta bara così, come se tutto fosse finito lì, come se non ci fosse nulla, una tragedia. Ma ci rendiamo conto che semplicemente quella persona ha cambiato forma? È viva, è altro che viva, è più viva di te che sei lì al funerale. E ti dice, ma ce la fai? Allora, cosa vogliono queste energie di questo pianeta?
tenerci lì, no, sotto il coperchio, a soffrire, che bello che è soffrire, soffriamo ancora di più, fustighiamoci un pochettino, facciamoci ancora più male, che è bello star male, ma vaffanculo anche. Quindi, dopo questo sfogo mi sento meglio, ma questo per dire che ci convincono veramente di cose che non esistono. E se noi ci ricordiamo che non esistono, in automatico non esistono più. È semplicissimo. Allora, come funziona? Adesso sulla parte pratica non è proprio così immediato. Però in realtà non è neanche così difficile, così complicato, no. Allora, diciamo, questo corpo ormai, cioè abbiamo scelto questo corpo, questa dimensione, è attrezzato in un certo modo, sì, certo. Quindi ha dei limiti. Se facciamo un confronto con quello che potrebbe essere un corpo di altre dimensioni, certo questo poverino è come la bicicletta degli anni '20 con quello scooterone adesso, cioè sono due cose tanto diverse. Però questo corpo poverino, che in questi anni, quante ne ha passate? Quando nei miei post parlavo spesso di purificazioni, che vi ho fatto una testa così con queste purificazioni, perché appunto il corpo espelle dolore, espelle quel dolore, chiamiamolo karmico, che abbiamo accumulato nelle vite, no? E come fa a buttarlo fuori? Fisicamente malesseri vari, dolori vari, in 1000 modi. Quindi certo che negli ultimi anni il nostro corpo fisico è stato messo al lavoro, ha lavorato tanto e sta ancora lavorando tanto, però diciamo che siamo arrivati a un punto in cui il più è fatto. Il più è fatto. Dalla regia me lo ripetono sempre, guarda che ormai, sì, tranquilla che peggio, no. Quindi abbiamo spurgato tanto, tantissimo, a livello fisico, perché comunque buttando fuori il dolore, cosa succede? Che il nostro DNA acquisisce uno spazio vuoto. Perché cosa fa il DNA? Butta via il dolore, no? Lo butta come i sacchi delle immondizie, si svuota, ha delle parti che sono vuote, e dice cosa faccio con quella parte vuota lì adesso? Prima c'era tanto dolore, ma io la costruirei un po' in modo diverso, facciamolo un po' diverso sto DNA, aiutiamolo un pochettino, diamogli un po' di poverino. Quindi cosa succede? Che il nostro corpo butta fuori il dolore, certo, da una parte, ma da un'altra si sta rigenerando. Ho i brividi. È bellissimo. Questa è la parte veramente bella. Perché? Ma perché succede questo? Perché noi ci stiamo ricordando di quello che siamo. Questa è. Non è una magia. Noi stiamo riprendendo contatto col nostro cuore, che il cuore è la porta per le altre dimensioni. Qua. È qua. I portali, cosa sono i portali? Qua. È tutto qua. I portali dimensionali che si aprono sempre di più tutti i giorni ormai, ogni 2 minuti ormai, non sono altro che step che noi stiamo facendo, perché noi ci stiamo dando la possibilità di fare questi step. Noi li stiamo facendo, perché abbiamo scelto che di stare nel dolore basta, sotto al coperchio basta. E quindi ci stiamo risvegliando, il nostro DNA si sta riprogrammando. Quindi cosa succede? Che il corpo si trova in una fase in cui
non sta capendo bene cosa succede. Perché per alcuni aspetti è più leggero, non so se vi capita a volte di sentire il corpo molto più leggero, è proprio una sensazione che sembra quasi che fluttui. Perché? Perché ha cambiato frequenza. Quella è una cosa bella, già lì è la base. E poi cosa succede? Succede che come cambia frequenza è come se tu schiacciassi un pulsante start. Adesso cambio frequenza, tac. E si mettono in moto tante di quelle cose. Praticamente il DNA ha dei limiti, diciamo, che bene o male in questa dimensione un po' rimarranno perché ci vogliono veramente anni, tanti anni prima che modifichi tantissimo, che tolga completamente quei limiti. Ma sono più leggeri, vengono modificati e soprattutto le potenzialità si stanno riattivando. È una conferma. Le altre dimensioni comunque interagiscono con noi attraverso onde radio, tutti gli elettrodomestici, il cellulare non ne parliamo, la corrente elettrica, tutto questo, tutto quello che conduce, ok? Le altre dimensioni riescono a intrufolarsi e a mandare dei messaggi. Quindi fate attenzione che quando fate un discorso, no? E sentite magari un trillo, qualcosa, o il telefono, è una conferma, vi stanno parlando, Perché ricordatevi che il caso non c'è. Questa filosofia che è un caso, ma no, non c'è il caso, non c'è il caso. No. Chiuso parentesi. Quindi voi potete comunque essere in connessione con il vostro DNA in modo diverso adesso. E come si fa a essere in connessione col proprio DNA? In realtà è molto semplice. Voi ci parlate con le vostre cellule, ci dialogate ogni tanto col vostro corpo, vero? Avete detto poco. È tantissimo. È tantissimo. Anche la medicina attuale, che sta comunque avendo una crescita spirituale, è importante. Stanno nascendo veramente delle cose fortissime anche nell'ambito medico, quindi cure alternative fortissime. E nei prossimi anni sarà un'esplosione, sarà veramente completamente diverso. La medicina normale andrà proprio piano piano a scomparire, un po' alla volta, per forza. Perché le regole del vecchio mondo, quindi della medicina che ammala di più casomai il corpo fisico, non serve più e soprattutto non è più utile perché il nostro corpo fisico è un'altra cosa. Quindi anche tanti farmaci, tante cose non funzionano più. No. Basta, è finita la pacchia anche lì, perché alla fine cos'è che fa girare, che gira intorno? È quello, no? Ok. Quindi parlare al proprio corpo fisico. Quando avete una parte di dolore, indolenzita, che sta male, che soffre, sparate le luci a manetta su quella zona lì, amore, cullatela, accarezzatela, ditele che starà meglio, anzi, ditele stai già meglio, su, reagisci. Vi sembra una cavolata? No, per niente, perché voi avete la capacità di superare qualsiasi limite che il vostro DNA ha ancora. È che non ci credete. Ma se fate delle prove, e vi garantisco che avrete delle grandi soddisfazioni.
Basta poco, basta veramente poco. Ma perché? Perché quando siete nella sofferenza, vi faccio un esempio, avete mal di pancia, ok? Molto spesso il mal di pancia è un messaggio del corpo, come qualsiasi dolore, no? Vi sta dicendo qualcosa che non va, è un messaggio. Voi cullatelo, mandate amore. Tanto amore. Vi assicuro che passa, passa, passa. Perché? Perché noi quando siamo nell'amore, che sembra una cavolata, ma è tutto qua, è tutto qua. È inutile fare grandi discorsi, tutto parte da qua. Se tu ami te stesso e anche il tuo corpo fisico, puoi fare qualsiasi cosa. Quindi certo che, apro parentesi, perché detta così, appunto, detta così sembra tanto una favola per bambini, no? Anche se essere bambini a volte è già una cosa intelligente perché non ti poni limiti, no? Quando sei un bambino. Quello è il punto. Però voglio dire, certe malattie, chiamiamole così, sono semplicemente dei processi di purificazione. Cosa significa? Che se abbiamo un bagaglietto pesantino di quello che è successo in altre incarnazioni, diciamo che dobbiamo riequilibrare dentro di noi delle cose. Perché non è che siamo stati tutti bravi, buoni e belli nelle altre incarnazioni. Cioè, adesso, un po' di umiltà. Mm. Quasi nessuno, anzi nessuno. Mm. Quindi qualcosa abbiamo combinato tutti. È qualcosa anche di pesantino a volte. Poi un conto è averlo fatto, diciamo, con quella cattiveria, no? Con quella soddisfazione di far male e di creare dolore. Ma io preferisco non pensare a sta cosa. Io penso invece a incarnazioni talmente difficili che effettivamente a volte siamo stati costretti a reagire perché non sapevamo cosa fare in realtà, ma non perché ci piacesse creare dolore, infliggere dolore a noi o agli altri. Per niente, per niente. Però può essere che ci siamo persi, sicuramente. Ci siamo persi sicuramente per tanto tempo, perché non sapevamo come risalire. Non sapevamo, non c'erano le istruzioni. Quindi in qualche vita magari abbiamo combinato delle cose che certo hanno creato questo benedetto karma. Che poi il karma, lo dico sempre, non è un castigo, una punizione, è soltanto qualcosa che va riequilibrato. Tutto lì. È un qualcosa che dobbiamo ancora capire, imparare, è una crescita. Quindi se in certe vite certe cose non le abbiamo imparate, dobbiamo impararle adesso per riequilibrare, per portare luce dove non abbiamo portato luce prima. E cosa è successo però? Che quel bagaglietto delle altre vite ovviamente condiziona questa, è certo che la condiziona. E tanto perché? Perché in questa vita abbiamo deciso di guarire il più possibile. Questo è il punto. Non è che ci siamo detti, ma in questa incarnazione provo a risolvere qualcosa. No, no. Quasi tutte le incarnazioni voglio risolvere, voglio proprio fare un salto evolutivo io in questa vita, non mi accontento di risolvere qualcosina, voglio pulirmi, ripulirmi, voglio permettermi di risalire. Non mi basta fare i conti con me stesso, voglio risolvere, voglio imparare, voglio capire, riequilibrare e voglio andare avanti e voglio tornare ad essere luce. Questo è il punto.
E per fare tutto sto lavoro, certo, è faticoso perché in una sola incarnazione è difficile. Quando vi spiegavo che in questa incarnazione stiamo facendo gli straordinari, è così perché i maestri ci stanno aiutando sicuramente, perché altrimenti chi è che ce la fa? Con tutta la buona volontà, ma abbiamo bisogno comunque ancora per poco, ma abbiamo bisogno di un aiutino dalle altre dimensioni perché appunto essendo qui non è così semplice fare dei passaggi. Quindi cosa succede? Noi ci siamo dati la possibilità in questa incarnazione di fare dei passaggi evolutivi perché l'abbiamo scelto noi, non è che qualcuno ce l'ha imposto. Però prima di incarnarci abbiamo messo giù un piano, in un certo senso, con quelle che oggi possiamo chiamare le nostre guide, i nostri maestri, possiamo chiamarli come volete, lo stesso. Sono semplicemente esseri di altre dimensioni che hanno la capacità di aiutarci dove noi non ce la facciamo. Quindi cosa succede? Questi portali dimensionali, queste finestre che si aprono di continuo, sono semplicemente la mano che ti aiuta a fare quel saltino. Ma se lo vuoi però, solo se lo vuoi, non è un'imposizione, è una scelta, tu accettare quella mano o no. Se accetti quella mano, però devi anche lavorarci. Sì, per forza. Quindi hai la possibilità di risolvere tantissime cose che da un punto di vista umano, terreno, in realtà ci vorrebbero tante vite per risolvere queste cose. Ma abbiamo ammucchiato tutto in questa vita qua, in un'incarnazione. Quindi, quando parlo di ascensione, di cosa parlo? Parlo di questa cosa qua, che noi semplicemente stiamo morendo più volte al giorno. Sono piccole morti continue. Di cosa? Di memorie di altre vite. Noi moriamo continuamente e ci reincarniamo continuamente, stando sempre qui in questo corpo, così. È difficile da spiegare, ma è per darvi un'idea della fatica che sta facendo il corpo fisico e la parte umana. È tantissimo lavoro e possiamo farlo perché ci troviamo in uno spazio-tempo che ci permette di farlo. Con gli aiuti, ovviamente, da fuori, che non sono fuori alla fine, ma per farvi capire che non sono prettamente terreni, che ci aiutano. Noi stiamo morendo e reincarnandoci continuamente, una figata. Quindi, se pensate a questo lavoro che stiamo facendo, avete un'idea più o meno di cosa sta facendo il DNA, che poverino a volte non capisce neanche lui. Dice, aspetta un attimo, fammi capire. Certo, perché in realtà una cosa che mi dicono i maestri è che quello che stiamo facendo adesso è una cosa nuovissima. A volte anch'io faccio fatica a capire perché è veramente una cosa così diversa dalle altre incarnazioni, sicuro, ma anche dalle altre dimensioni. È come se avessimo messo la parte bella di alcuni piani dimensionali qui in questa incarnazione, facendo un po'. Come dire, ok, io adesso ho degli strumenti che prima non potevo avere qui, perché era impossibile averli, ma non so bene ancora come usarli, però li posso usare. Quindi non sono proprio qui, ma non sono neanche là. Un po'. Quindi siamo in questa altalena multidimensionale, no? Si parla tanto di terza, quarta, quinta dimensione. A me non piacciono tanto i numeri perché insomma, però è un modo per far capire. Noi continuiamo ad oscillare dalla terza alla quarta, alla quinta, poi ancora in terza, così, come le marce. Continuiamo perché? Perché
quando stiamo rivivendo una situazione di dolore, parlo di rivivere perché è sempre una sofferenza, una memoria collegata a vite passate, sempre, sempre. Noi riviviamo quell'esperienza che ci serve, perché rivivendo un'esperienza simile a quella passata che ha creato una sofferenza, un dolore, un malessere, va guarita, rivivendola adesso con la consapevolezza, la guariamo, la modifichiamo. Ecco perché vi dico che stiamo modificando il nostro passato. Noi tutti i giorni continuamente riviviamo cose vecchie alla fine, di continuo. Incontriamo persone con cui già abbiamo avuto a che fare, ritroviamo quelle anime con cui ci sono delle cose da sistemare per forza, perché altrimenti ti mettono la sbarra, tu qua non passi, prima devi sistemare quella cosa lì, non pensare di passare, no. Prima fai pace con quella cosa lì, la sistemi e poi procedi. E finché non l'hai sistemata, puoi essere anche testardo, ma l'universo molto di più, ti dà un martellino in testa, no, quella cosa la devi sistemare. E più tu scappi, più la cosa diventa enorme. Quindi vedete voi, bisogna fermarsi quando non capiamo la situazione, che non sappiamo come uscirne. Perché mi sta succedendo questa cosa? Qual è l'insegnamento? L'insegnamento quasi sempre è stare qua. Stare qua. Cosa vuol dire? Amare se stessi e anche gli altri. Cosa vuol dire? Che non ci deve essere un estremo in cui manchiamo di rispetto a noi o non ci amiamo abbastanza o viceversa non amiamo abbastanza gli altri. Ci deve essere un equilibrio perché alla fine è la stessa cosa. Quindi guarire quelle situazioni che portano rabbia, rancore, sofferenza, portandole qua, facendo pace. Allora in questo modo noi andiamo a riprogrammare il passato, come se avessimo un flashback di quella cosa che è successa, la andiamo a riprogrammare, la modifichiamo, wow. Le incarnazioni che sono buie, che sono state nella sofferenza, in automatico diventano luminose. E cosa succede nei nostri corpi sottili? Una corona. È una corona, perché i nostri corpi sottili sono degli strati di tantissime cose, memorie, informazioni. Però dove c'è memoria di dolore sono opachi, bui, infreddoliti, poverini. Quando cominci a lavorare con il cuore, a far pace con tutte le ferite del corpo di dolore, del bambino interiore, sappiamo queste cose, no? Cosa succede? I corpi sottili cambiano, perché il dolore se ne va, diventano una corona di luce enorme. La nostra aura è enorme, è grandissima, è grandissima. Questo corpo è piccolissimo, ma tutto quello che c'è intorno è pazzesco. E voi dite perché non lo vediamo? Perché per il momento siamo ancora un po' offuscati dal coperchio e ancora non siamo pienamente consapevoli, ma quando un po' alla volta iniziamo adesso lo vedremo anche queste cose qua. Perché sì, perché la verità è quello che siamo e vedere l'aura delle persone, i colori, l'energia sottile è fantastico. E dici, beh, allora io qua ci resto anche un po' di più, dai, ci resto anche volentieri così sì, ci sta. Però tutte queste capacità che abbiamo si stanno risvegliando piano piano, Già tantissime persone stanno scoprendo talenti che prima erano solo accennati, adesso c'è un'esplosione, si stanno liberando, ma perché?
perché li abbiamo guariti. Se in passato, in altre vite, abbiamo avuto delle capacità, ma le abbiamo usate con la sofferenza, con il buio, salute, cosa è successo? Che i talenti si sono sporcati e tutte le persone che hanno talenti anche abbastanza importanti, almeno in una vita o due li hanno sporcati. Questo sì. E cosa succede? Succede che sono stati utilizzati non qua, ma con la testa. Succede. Siamo qui anche per imparare questa cosa, perché comunque questa è una scuola, va ricordato, è una scuola. Quindi bisogna capire che siamo qui per conoscere anche la parte buia di noi stessi. Cosa significa? Conoscere noi stessi quando siamo distaccati, sconnessi dalla fonte. Perché quando siamo connessi siamo come queste luci qua. Quando siamo staccati dalla fonte siamo un'altra cosa e ci sentiamo anche soli, ci sentiamo anche abbandonati, tristi, perché non siamo abituati a questo distacco. Ma da cosa alla fine? È un distacco da noi stessi. Perché la chiamiamo fonte, ma alla fine siamo noi, siamo qua. E cosa succede? Che quando noi su questo pianeta abbiamo iniziato a conoscerci in modo diverso e dire cavolo, ma io sono anche questo. Non è che ci piaceva tanto vederci così, perché in realtà noi non saremmo così. Ma questa è una scuola per imparare appunto che la non conoscenza porta a una dimensione diversa. È stato necessario evidentemente impararlo. Ma visto che abbiamo fatto le spalle larghe, perché ormai, voglio dire, dopo tutte queste esperienze qui su questo pianeta, cos'è che ci spaventa ancora? Ma figurati. Quindi, vista la parte peggiore di noi, stiamo sicuri che possiamo solo migliorare. Ed è quello che sta succedendo adesso, è quello che sta succedendo. Che noi ci stiamo riconoscendo. La versione di noi che è stata contaminata. Ma la parte bella è che, oltre a riconoscere la parte di noi luminosa, stiamo conoscendo una parte nuova di noi stessi che prima non abbiamo mai conosciuto, neanche in altre dimensioni. Questa è una cosa che mi piace, perché se no se è già tutto prestabilito, tutto già, che noia alla fine, insomma, deve essere un po' di pepe, un po' di adrenalina, un po' di anche di novità e anche di stupore. E questa è la possibilità che ci siamo dati in questa incarnazione, che stiamo riscoprendo noi stessi, ma stiamo creando una versione umana di noi stessi completamente nuova. È bellissimo. Quindi un essere multidimensionale che riprende ad essere multidimensionale perché si ricorda che lo è, ma si ricrea in modo diverso ogni giorno. Wow! Ecco perché il nostro DNA non sta capendo più niente, poverino. A volte ti guarda così, ma sei sicuro? Sì, sì. Perché il DNA comunque è una cosa umana, terrena, no? Nelle altre dimensioni non c'è proprio il DNA, è diverso. È una cosa che esiste qui. Quindi è come un bambino piccolo che va un po' educato, come la mente, il piano mentale. È un bambino, va educato anche lì. Perché noi, l'anima, il nostro sé superiore, è un po' l'adulto, no? Della situazione, che sa già, dai vieni che ti spiego, vieni, dammi la manina,
Andiamo, funziona così. Quindi la mente che a volte dice fai capricci, no? No, no, non fare quella cosa lì, perché ha paura. La mente è fifona da morire. Perché? Perché non sa, semplicemente non è consapevole di com'è la realtà, conosce soltanto i limiti, conosce solo la sofferenza e conosce solo la terza dimensione, la mente, quello conosce. È un orticello piccolino, conosce quello, ma al di là dell'orticello non sa nulla. E allora ti dice no, stai qua, nella tua zona comfort, stai dentro l'orticello, che là ti fai male. Vieni con me che ti faccio vedere, non ci facciamo male. Non ci facciamo male. La mente è fifona, ricordatevelo. E il modo per farle passare la paura è prenderla anche un po' in giro. Ogni tanto. Ma dai, smettila. Su, che la facciamo sta cosa. Dai, che siamo capaci. Dai, dai. E poi, quando inizi a capire che tutto dipende da te, che non c'è mente che tenga e non c'è DNA che tenga, che anche lui è un po' a disagio in questa situazione di multidimensionalità, ma sei tu adesso che hai le redini della situazione, se vogliamo dirlo. Sei tu che puoi creare adesso la tua forma umana qui. È tanta roba, eh? Cioè adesso non voglio dire che domani mi sveglio bionda con gli occhi azzurri perché mi voglio così. Insomma, no. Però ci sono delle modifiche importanti che possiamo fare nel corpo, molto importanti. Innanzitutto togliere il dolore, i malesseri, guarire quelle che sono le malattie. Prima dicevo che sono dei processi di purificazione. Sì, perché? Perché il corpo sta trasmutando qualcosa attraverso la malattia. Quasi sempre, sempre. La malattia ha un messaggio. Amati. Amati, amati. Se nel tuo corpo fisico c'è una malattia, molto spesso vuol dire che non ti sei amato abbastanza. In altre vite intendo, perché le malattie hanno sempre una radice da altre vite, sempre. Non sono nate qua così. Hanno sempre un motivo che è a priori, che è prima di questa incarnazione. Che questa incarnazione si manifesta attraverso la malattia, ma perché ti sta dicendo qualcosa, è un messaggio. Quindi la malattia porta con sé un messaggio profondo di trasformazione, che poi un altro messaggio importante della malattia è l'umiltà. Parlo anche di quelle anime, di quelle persone che magari in altre vite hanno fatto delle cose anche gravi, hanno provocato dolore magari anche a tante persone e si sono create un karma pesante. Cosa succede? Che la malattia arriva per portarti qua, per dire all'ego "Mm, arrenditi, arrenditi, arrenditi", perché non è quella la strada. Quando l'ego diventa umile e va nel cuore, la frequenza cambia. La malattia ha quell'obiettivo lì. Se ci fate caso, quando soffriamo siamo più umili, più docili, molto più docili. Quello è il messaggio. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, perché non è tutto così sempre prestabilito, matematico. Ci sono tanti modi, tanti motivi. Poi ci sono anime però anche che hanno scelto di guarire, e qua adesso, il karma familiare. Eh, mm, mm, eh, cose da niente, figurati, figurati. Ma non perché ci sentiamo supereroi, no, semplicemente perché
abbiamo lo strumento, gli strumenti per farlo e lo facciamo. Quindi cosa significa? Che ci siamo accollati memoria di dolore, nostra prima di tutto, sempre per forza, però anche quella degli antenati. Mm? E non parlo di un antenato o due, sono squadroni di antenati, c'è la fila. Se fossero uno o due dico vabbè, no, c'è la fila. Parliamo della notte dei tempi, cioè proprio all'origine dell'albero genealogico, da quando è iniziato, da quando è iniziata quella memoria, quella radice di dolore, che magari era piccola così, poi nel corso del tempo, generazione dopo generazione, è cresciuta, è diventata una dinamica di dolore tossica, sappiamo, è una matassa gigante. Noi arriviamo, sì dai, proviamo a sistemarla. Cosa succede? Succede che noi prima di tutto però dobbiamo fare i conti con quella parte di noi che richiama quella memoria di dolore, perché non è che noi veniamo qui splendidi senza niente. Vuol dire che alcune nostre ferite che abbiamo nel nostro corpo di dolore comunque risuonano con quelle ferite degli antenati, per forza. Quindi cosa succede? Che noi in questa vita stiamo rivivendo quelle dinamiche del nostro albero genealogico che vanno guarite, sanate, risolte, riequilibrate. Minchia, tanta roba, Cioè sembra una cosa così. Però se voi ci fate caso, a volte quando state vivendo una situazione di dolore, sentite una pesantezza che non è solo vostra, è di tutto quello che c'è dietro. Voi nel corpo fisico, nelle cellule, state rivivendo non solo le cose di una persona, ma magari di centinaia di persone. Quindi ci rendiamo conto del lavorone che stiamo facendo, che abbiamo fatto. Ecco perché tanti problemi fisici, malesseri in questi anni, è per forza. Perché non è solo roba nostra, diciamolo. Perché tantissime anime, tantissime, hanno scelto di aiutare le frequenze di questo pianeta in questo modo qua, cercando di guarire, nel possibile ovviamente, si fa quello che si può, non solo le proprie memorie di dolore, ma anche quelle di tutta la famiglia, dell'albero genealogico, degli antenati. Però è possibilissimo. È possibilissimo perché veramente ora mi accorgo che basta fare uno step. Perché stiamo maturando così tanto, così in fretta ultimamente, negli ultimi anni, che certi passaggi li facciamo anche un po' con facilità. Siamo pronti. Ormai sì. Quindi magari quella cosa che ti sembrava tanto difficile anni fa, ti sembrava una montagna, adesso magari in 2 minuti la fai. E ti chiedi perché non sono riuscita a farla anni fa, perché non eri pronto. Semplice. Ci siamo preparati per tanto tempo, siamo maturati per tanto tempo, siamo cresciuti. Non è che siamo risolti, no. Però diciamo che tanto lavoro l'abbiamo fatto. Continuiamo a crescere, a migliorare sicuramente, ma i nodi più tosti, più difficili ormai sono risolti. Dalla regia mi dicono che tantissimi nodi familiari sono risolti. Io non so darvi un numero, no, non chiedetemi i numeri, perché quella è la parte mentale che io non ho e non voglio avere e non mi interessa. È importante però rendersi conto che tantissimi antenati si sono liberati. Da cosa? Dal dolore. E quando gli antenati si liberano, cosa succede? Intanto che stanno bene e passano a dimensioni superiori, in automatico. E dopo cosa succede? Che ci aiutano
in questo viaggio terreno, ancora di più perché sono riconoscenti, e si crea veramente una sinergia potentissima tra qua e le altre dimensioni. Con gli antenati là che fanno festa, che sono contenti, sono davvero felici gli antenati, non è una battuta. Sono davvero felici perché sono liberi. Non sono riusciti loro, nelle loro incarnazioni, a liberarsi e noi abbiamo permesso questo. Quindi quelle memorie di dolore che dal nostro campo energetico sono sparite in automatico, tac, hanno fatto sparire anche quelle degli antenati. Quindi stiamo riprogrammando il passato non solo nostro, ma di tutto il pianeta. Ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto di questa cosa? No. Tante persone ancora no. Ma perché? Perché è una cosa grande da assorbire, da metabolizzare, non è una robetta. Voglio dire, questi benedetti star seed semistellari, chiamiamoli come volete, non ha importanza, che siamo noi. Alla fine stiamo facendo un lavorone, e bisogna dirselo che siamo bravi, ogni tanto, non è ego, è dire cavolo però sono bravo, apprezzo me stesso, apprezzo il lavoro che ho fatto e che sto facendo. Non per questo mi siedo, mi fermo, però no, continuo e sarò sempre più bravo, però va riconosciuto. Perché c'è questa ansia da prestazione spirituale, che sembra che non siamo mai bravi abbastanza, non siamo mai evoluti, non siamo mai con l'aura bella pulita. Ci sono persone che mi chiedono, ma secondo te io sono evoluto? Che domanda è? Cosa vuoi che ti dica? Nel potenziale tutti siamo evoluti, ma nel potenziale. Ma se ti fai questa domanda, ma la mia aura secondo te è luminosa, ma che te frega? Spiegami che differenza fa sapere la tua aura se è luminosa o no. Vuoi un punteggio perché ti hanno insegnato a scuola che ci vuole il voto per farti sentire bravo, che vai bene a scuola? Che brutta sta cosa. Io odiavo i voti. A cosa servono? A creare competizione e ansia da prestazione. Quello servono. Basta, non è che hanno un altro obiettivo. E ti fanno sentire inutile quando non prendi buoni voti. Quindi non è che aiuta sta cosa. Anche lì la scuola lasciamo stare che ci sarebbe da parlare mesi, ma cambierà, sta già cambiando. L'istituzione scolastica sta già cambiando, già dagli asili, perché le anime che sono arrivate di recente, i bambini, li stanno smontando completamente queste cose, ma di cattiveria anche. Non è che si fanno tanti problemi loro, no? Il loro DNA è super attivo, è già trasformato, è già attivo, non ha tanto karma, poco niente, sono quello familiare. I talenti ce li hanno già belli attivi, si ricordano benissimo chi sono, non hanno bisogno di risveglio spirituale, sono già a posto. Loro vengono qua per smontare tutto quello che è vecchio. Certo che non ascoltano le maestre, perché devono ascoltarle, scusa? Perché? Cosa insegnano le maestre di nuovo? Che noi già non sappiamo. No, anzi, le maestre non fanno altro che andare a convincerci che noi non sappiamo, che quello che abbiamo dentro non è valido, non è sufficiente, non funziona. Quindi ti smontano. Beh, adesso non che le maestre mi debbano odiare per questo, ci sono tante brave maestre, ma in generale la scuola, sto parlando, ha questa funzione. Ha la funzione di demolire la propria connessione, quello che abbiamo già dentro di noi. Ti dicono no, quella cosa che tu pensi non serve qui, in questo mondo, mettila via. Sei pazzo, sei fuori di testa, non funziona. No, e invece i bambini, questi nuovi, sono anime nuove,
Alcune sono anime antiche, ma la maggior parte sono proprio nuove, sono alle loro primissime incarnazioni qua. Quindi sono freschi, non gliene frega una mazza proprio se gli dici no, non credere a sta cosa, ti ridono in faccia e fanno bene. Gli dici no, non devi fare quella cosa, perché? Io la faccio lo stesso. E fai bene, falla. Perché deve esserci questo bisogno di dominare? I bambini di adesso non vogliono essere dominati. Anzi, più cerchi di controllarli, più si ribellano, perché è giusto così. Devono togliere quell'energia, smontarla, farla a pezzetti. I genitori sono in panico, ti credo. Se il genitore cambia energia, il bambino cambia. I bambini di adesso non li puoi dominare, li puoi semplicemente accogliere, aiutarli a stare qui, certamente, perché comunque hanno bisogno anche di un punto fermo, di riferimento, sicuramente. Quindi hanno bisogno di essere rassicurati, di essere anche visti e accettati, perché portano delle cose importanti, ma non dominati. Che poi la disciplina a volte serve, beh, insomma, certo, ma però bisogna spiegare perché. Quindi farli ragionare, dire questa cosa no, per questo motivo. E loro ti dicono sì, certo, hai ragione. Ma no, tu non fai sta cosa perché io decido che non la fai. Che tu chi sei per dirmi che non la devo fare? Avete capito? Quindi le anime di adesso arrivano per fare proprio gli spazzini. Via. È fantastico. E noi che siamo qui invece da un bel po' di tempo, siamo un po' geriatriche come anime, qualcuno di noi non ne può proprio più, e io ho sempre la valigia pronta perché dico se magari mi dicono che è il momento, io andrei anche volentieri, ma ancora no, e quindi noi che siamo qui da tanto tempo. E quindi certo che siamo più appesantiti da questa dimensione, non siamo belli freschi, gioiosi come i bambini. Io a volte guardo queste anime che hanno un'energia dalla mattina alla sera come molle, così. Io da piccola, io non penso che ero così da piccola, non credo. Cioè, ero rincoglionita io da piccola in confronto, ero là così. I bambini adesso hanno tanta energia perché sono super connessi, non hanno corpo di dolore, quasi niente, e quindi a manetta. Noi che, noi che arriviamo da ferite preistoriche, che ci portiamo dietro, che abbiamo la flebo attaccata, ogni tanto camminiamo così, e li guardiamo con una certa invidia, sti bambini. Avessi la tua energia, la tua, più che altro, il tuo entusiasmo anche di stare qui, che io ormai, insomma, neanche tanto. Però la cosa bella che posso dirvi è che appunto riprogrammando il nostro DNA adesso riprenderemo quell'energia, Certo, perché sennò che ci stiamo a fare qua? Voglio dire, se il DNA si riattiva in modo diverso da prima, quindi non ha più le regole di prima, buttiamo via. È un libretto delle istruzioni che ha fatto il suo corso, buttiamo via. Nuove regole. Quindi io adesso ho delle potenzialità diverse, nuove. Ho più energia, mi sento più leggero, mi ammalo di meno, sono anche più, questo nuovo talento, sono anche più distaccato. Questo secondo me è un superpotere più che talento, perché soprattutto per chi è molto empatico è difficile non essere coinvolto nell'emotività. Appunto. È difficile non farsi coinvolgere.
e quindi a volte si assorbe cose che non c'entrano poco o niente con noi, o magari poco, e ci carichiamo di energie pesanti. E cosa succede? Che il nostro campo energetico collassa. Siamo stanchi, nervosi, non siamo più noi. E di conseguenza le vibrazioni calano e non facciamo più quello che vogliamo a volte, non abbiamo neanche energia per farlo. Siamo anche un po' depressi, un po' perché, perché le vibrazioni sono calate e a volte abbiamo addosso delle energie che non sono del tutto nostre. Ce le accogliamo perché? Perché noi viviamo le emozioni degli altri. Non è che stiamo male perché qualcuno sta male, noi proprio lo sentiamo il dolore dell'altra persona, o il dolore del collettivo, o il dolore di un animale, o il dolore di un albero. Lo viviamo nel nostro corpo, nella nostra pelle, nel cuore. Non è solo un dire mi dispiace, no, noi lo soffriamo. E cosa succede? Che a volte assorbiamo qualcosa che invece dovremmo semplicemente lasciare al suo posto. Quindi questo distacco emotivo che pian pianino sta prendendo strada in noi, nel nostro DNA, è una bella cosa. Ma non vuol dire che diventiamo superficiali, non ce ne frega più niente, non è questo. È semplicemente avere la lucidità di comprendere quello che ci riguarda e quello no. Tutto qua. Lì non c'è una regola. Lo sentite dentro di voi, lo intuite, dite beh, però io mi fermo qua. Perché fino a qui va bene, di là non è roba mia, non è una cosa che mi riguarda. Quindi questo distacco emotivo è importante perché ti fa rimanere nella tua frequenza. È come se creassi una bolla intorno a te di luce e rimane sempre costante, perché l'esterno non ti intralcia più, non ti condiziona più. E non deve condizionarti. È questo il punto. In realtà nessuno ha la capacità di condizionarti se tu sei nella tua frequenza. E questa è una cosa che ci stiamo ricordando. Questo però non vuol dire che non devi aiutare qualcuno. No, certo, ci mancherebbe. Se senti che devi fare una cosa perché in quel momento è giusto, la devi fare. Ma in certi momenti ci spingiamo oltre, quasi fosse una cosa automatica, e non ci sappiamo fermare perché sentiamo che dobbiamo per forza aiutare, portare luce, portare sollievo, dare felicità, sistemare, tra virgolette, le situazioni, la classica sindrome del supereroe o del crocerossino, chiamatela come volete. Ma lì è troppo, è un estremo che ci toglie dal nostro centro, dalla nostra frequenza. E lì ognuno ha le capacità di capire quando è arrivato al limite. Non c'è un ago uguale per tutti della bilancia, ognuno ha i propri limiti. L'importante però è riconoscerli, dire no, mi fermo, perché se vado più in là mi faccio male io e a cosa serve? Questo è importante. Quindi una cosa da dire quando noi alziamo le frequenze, e lo stiamo facendo, le stiamo alzando, più le alziamo, più questo distacco aumenta. E questo distacco è prezioso, perché ci fa riconoscere le situazioni in modo lucido, quando magari un'emozione ci porterebbe a comportarci magari in un modo che non sarebbe utile per nessuno. Quindi se a volte vi sentite più freddi, più distaccati, va bene, non preoccupatevi, va bene. Vuol dire che siete nella vostra energia. Una cosa importante che dalla dimensione angelica mi dicono spesso, soprattutto chiamiamolo
chiamiamolo Arcangelo Michele, a me non piace chiamarlo così, ma vabbè, chiamiamo così. Cos'è l'Arcangelo Michele? L'ho detto spesso, è una frequenza. È una frequenza che tutti noi nel potenziale abbiamo, al quale possiamo attingere e sintonizzarci. Perché nel momento stesso in cui ci sintonizziamo a quella frequenza, noi diventiamo l'angelo, l'arcangelo. Gli arcangeli, gli angeli sono aspetti di noi, aspetti che abbiamo dimenticato di avere, di essere. Sono gli aspetti più puri, quelli più vicini alla fonte. Quando vi dicevo che è importante connettersi con le dimensioni angeliche, cercare la comunicazione, il contatto con le dimensioni angeliche, anche chiedendo aiuto, ci sono tanti modi per entrare in contatto. In quel modo stiamo semplicemente entrando in contatto con noi, con la nostra parte angelica. Proprio perché siamo esseri multidimensionali, abbiamo molte sfaccettature. Prima di essere qua, su questo pianeta, abbiamo avuto tante esperienze, tantissime diverse, su piani più, tra virgolette, sottili, quelli più materici, magari su alcuni pianeti di più, magari sulle dimensioni di luce di più. Quindi portiamo delle memorie diverse nel nostro zainetto. C'è chi ha un'energia angelica più spiccata, si sente magari perché effettivamente ha avuto più esperienza in quel mondo. C'è chi ha un'energia più aliena, che è un'energia più metallica, è diversa. C'è chi ha un'energia più terrena. Ci sono varie memorie che ci portiamo dietro da altre esperienze. Però quello che stavo dicendo è che dal piano angelico mi dicono spesso che noi leali dobbiamo riprendercele, perché non è come prima. Continuano a dire non è come prima. Le varie incarnazioni, mettile nel cassetto, non esistono più, esiste solo questa, perché questa è la somma di tutte e allo stesso tempo le può modificare tutte. Le ali dobbiamo tirarle fuori. Siamo chiamati a tirarle fuori, perché ce le abbiamo. E come si fa? Come si fa? Wow. Perché non c'è una ricetta per diventare più luminosi. L'unica soluzione è entrare in contatto con il cuore. Accogliere tutto quello che in questo mondo ci fa paura, ci fa tristezza, tutto quello che in questo mondo in un certo senso non accettiamo perché diciamo non mi va bene. Se tu lo accogli, che non vuol dire accettare, subire, significa semplicemente dire va bene, in questo pianeta funziona così. Perché in questo momento c'è un passaggio evolutivo da fare. Quindi tutto quello che succede è funzionale all'evoluzione. Perché sta uscendo tanto buio adesso? Tantissimo. Beh, io vi potrei dire, in realtà non più di tanto, perché anche tempo fa sono stati cicli in cui già era uscito tanto, solo che questo è l'ultimo. Questa è la cosa nuova. Ci sono stati cicli di buio e cicli di luce su questo pianeta, ma tanti cicli di buio soprattutto. Ha predominato perché c'era bisogno di fare quell'esperienza. Ora sta iniziando un ciclo nuovo, però questa volta è la volta buona. Perché? Perché la Terra è maturata, è pronta, l'essere umano è pronto, anche se non sembra, però lo è.
Ed è anche grazie a tantissime anime che sono venute qua per aiutare, ma per far comprendere semplicemente che la vita è bella, che può essere tanto più bella. Basta poco, basta davvero poco. Basta portare amore, essere nell'amore. Ancora farai grandi cose. E portando questo seme sta mettendo radici, l'essere umano sta cambiando. Ancora non si rende conto, ma sta cambiando. E quando mi chiedono come sarà tra qualche anno qui, molto diverso in realtà, perché tutto cambia veramente velocemente. Intanto perché certe entità stanno segando il palo, se ne stanno andando da questo pianeta. I burattinai che tirano i fili non rimangono qui per tanto, alcuni sono già andati via. Quindi in pratica le radici del buio non esistono già più, già da un po'. Sono rimasti solo dei burattini che sono degli automi in realtà, vanno avanti per inerzia a continuare a vivere nella sofferenza perché conoscono solo quella. Ma ancora per poco, perché tante anime stanno andando via? È una selezione, è normale. Rimane qui solo chi desidera creare la nuova terra, che è nuova, nuovissima, come il nostro DNA. Quindi il nuovo ciclo terreno è già iniziato perché siamo noi. Siamo noi che finalmente il coperchio l'abbiamo buttato via, siamo fuori sul prato che corriamo, sull'erba, che giochiamo e che ci ricordiamo di quella pentolina, diciamo vabbè insomma ci siamo stati per un po', è servito, abbiamo imparato tante cose, ma adesso vogliamo giocare, vogliamo correre sui prati e stare bene. E lo facciamo. La cosa importante adesso, facciamo un'altra piccolissima pulizia, 2 minuti, perché è uscita tanta di quella roba che è meglio fare un aspirapolvere piccolina prima di andare a casa, perché sennò. Quindi chi vuole chiudere gli occhi un pochettino, un attimino in raccoglimento. Che ore sono? È presto. È una cosa veloce, però bisogna farla perché è uscita tanta roba. È tantissima. E va bene così. Allora, adesso il corpo di dolore cosa fa? Butta fuori tutto quanto. Facciamo buttare fuori tutto quello che non serve più. Tutte le memorie, chiediamo, tutte le memorie di dolore delle vite passate che ancora sono attive, che ancora sono attive, le disattiviamo e le buttiamo via, non servono più, le buttiamo via, tutte le memorie di dolore delle vite passate, tutte le memorie karmiche che sono pronte per essere tolte, che sono pronte per staccarsi dal nostro campo energetico, le lasciamo andare, le buttiamo via, ripuliamo il nostro campo energetico da tutte le memorie karmiche che sono pronte a sparire, a trasformarsi in luce. Buttiamo fuori e buttiamo via, e buttiamo via quel bagaglio che non serve più di dolore, lo buttiamo via perché siamo leggeri, via. Trasformiamo le nostre parti passate, buie, pesanti, le trasformiamo e le illuminiamo e attiviamo altre parti di noi che porteranno luce, gioia e bellezza in questo mondo. Le attiviamo gioia, attiviamo
la gioia. Questo attiviamo. Questa è l'informazione più importante. La attiviamo e tutte le nostre guide ci aiutano ad attivarla perché portiamo il seme. Portiamo il seme di tutto quello che può essere trasformato in luce. Tutto. Tutto quanto. E siamo leggeri, siamo leggeri, siamo leggeri, il corpo è leggero, le cellule sono leggere, tutto è più leggero. Via, via tutto, via, via. E i nostri corpi sottili illuminano questo pianeta, illuminano di gioia, di gioia, di gioia. Quando siete pronti, piano piano aprite gli occhi, quando volete, con calma e tornate qua. Piano piano, piano piano. Piano piano. Bentornati. È una bella aspirapolvere questa, il sacchetto pieno. Ci stava. Non preoccupatevi se tornando a casa poi avrete dei rilasci, degli scarichi, figura, è normale, anche nei prossimi giorni che buttate fuori. Sentitela questa gioia, è un'informazione che oggi abbiamo attivato, l'abbiamo attivata e quindi basta solo connettersi, sentirla, ma la sentirete, la sentirete. C'è Luca che mi guarda, io lo guardo, direi che è il momento di farti venire qua, di tornare qua, che ci aiuta ad attivarla ancora di più, come sa fare lui. Cosa succede? Succede che l'incontro in un certo senso finisce qui, ma non finisce perché rimaniamo in contatto, in connessione, sempre e comunque. Magari ci rivedremo fisicamente nei prossimi incontri per chi vorrà fare altri lavori, perché questo è solo l'inizio. Quindi io vi abbraccio tutti quanti, sono felice di aver lavorato con voi oggi e se volete, se avete voglia di scrivermi sulla mia pagina su Messenger, sulla mia mail che ho messo a disposizione, scrivetemi, poi io sapete che rispondo quando posso, ma anche solo per dirmi Marica, sì, guarda, sì, la gioia la sento, inizia ad attivarsi. Ecco, ogni testimonianza comunque è preziosa perché è bello avere un riscontro del lavoro fatto. Vi porto nel cuore e vi saluto.
Bene, allora concludo con un brano che ho dedicato all'Arcangelo Michele e quindi è la colonna sonora di un film che ho musicato dedicato alla linea di Michele, cioè i 7 santuari dell'Arcangelo Michele e quindi questo è il brano che ha la frequenza di Michele, quindi vi faccio sentire questo brano.